dal TG Sicilia le principali notizie di questa edizione. Palermo si stringe al piccolo Ivan, nato in strada pochi giorni dal Natale, lasciato in ospedale dalla mamma. C'è una donna in strada che urla, la telefonata al 112. Il piccolo sta bene e da ieri ha un nome. A Palermo in 4 ai domiciliari per estorsione. Un ristoratore ha trovato il coraggio di denunciare le continue minacce del gruppo di violenti che hanno mangiato e bevuto gratis per mesi nel suo locale. Messina Denaro si allarga l'indagine sui medici sospettati di aver curato il boss, conoscendone la vera identità. 5 i professionisti coinvolti, oltre al primario del civico, indagati per favoreggiamento un gastroenterologo di Marsala e un chirurgo di Mazara. Un nuovo caso di violenza a Palermo, colpito con un pugno in faccia e rapinato nei pressi della stazione dopo aver prelevato soldi dal bancomat. Corteo degli operatori in cassa integrazione del call center Almaviva di Catania e Palermo. Ora rischiano di perdere definitivamente il lavoro. Per 400 famiglie l'incubo di un Natale nero. Più sicurezza con la collaborazione di tutti, il bilancio di fine anno del questore di Catania Giuseppe Bellassai. E poi il calcio, da un bilancio all'altro in casa Catania, da quello economico ai risultati sul campo. In Coppa Italia Trapani promosso in semifinale. Abbiamo sentito piangere il bambino e urlare la donna, così abbiamo chiamato i soccorsi. Siamo stati in via Michele Cipolla a Palermo, dove una donna ha partorito per strada. Il piccolo sta bene e da ieri ha un nome, Marco Gullà. Ha scelto il nome, poi lo ha salutato ed è andata via. La donna uruguaiana che 2 giorni fa ha partorito per strada a Palermo non è nelle condizioni di poter accudire il piccolo che da ieri ha un nome, Ivan. La sudamericana è una senza fissa dimora e ha partorito senza chiedere aiuto a nessuno. Questa donna ha sentito le urla della puerpera e del piccolo e ha chiamato la polizia e i soccorsi. E sentivamo il grido del bambino, quindi noi pensavamo che succede, non è che avevamo capito subito che stava partorendo, ma quando si è sentito il bambino, io dico alla signora di fronte, io dico, è nato un bimbo, quindi c'è qualcosa che dobbiamo fare qualcosa. Quindi prendo la coperta per scendere e coprirla, perché lo immaginavo, solo che la signora si alzò, ha preso il bimbo, proprio l'abbiamo visto, ha preso il bimbo, se l'è messo sotto il giubbotto e scappò, si alzò il cappuccio e se ne andò. Quindi da qui arriva la polizia, il 118 che c'è stato il delirio. Quello di Ivan per i medici è un mezzo miracolo di Natale, uno degli angeli del piccolo e della donna è sicuramente questa poliziotta che assieme ad un collega è intervenuta tempestivamente. La donna era avvolta da delle coperte, sdraiata su dei cartoni e immediatamente ci accorgiamo che il bambino era ancora legato alla madre dal cordone ombelicale. Pertanto immediatamente la donna e il bambino vengono affidati al personale medico 118 già sul posto e portati presso l'ospedale Buccheri La Ferla. Nel reparto di neonatologia del Buccheri La Ferla intanto è già scattata una vera e propria gara di solidarietà. Medici e infermieri si stanno prendendo cura di Ivan, tutine, giochi e tanto affetto. Per mesi hanno mangiato e bevuto gratis in un locale della stazione. Dopo mesi di angherie e soprusi, eppure un'aggressione fisica, il titolare ha deciso di denunciare tutto. Marco Gullà. Avrebbero vessato ed estorto denaro a un commerciante in un ristorante che si trova nei pressi della stazione centrale di Palermo. Richieste su richieste, conti non pagati, anche un'aggressione fisica nei confronti dell'imprenditore che, esasperato, ha trovato il coraggio per denunciare. Così 4 palermitani, appartenenti allo stesso nucleo familiare, sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Palermo Reto. Esasperato dalla situazione, il commerciante ha trovato la forza di denunciare i fatti, ripercorrendo mesi di continue richieste estorsive da parte dei 4 che avrebbero preteso beni di consumo, minacciando gravi ritorsioni in caso di denuncia. Consumavano e portavano via senza pagare cibo e bevande dal locale. In un'occasione il titolare del ristorante è stato anche picchiato dai 4 solamente perché aveva chiesto di liberare un tavolo per far posto ai clienti. Le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona, le testimonianze raccolte e le indagini hanno permesso ai carabinieri di arrestare un 50
36enne, un 41enne, un 38enne e un 21enne. Il 38enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre gli altri 3 indagati sono stati rispettivamente sottoposti 1 agli arresti domiciliari e 2 alla misura del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. Trema il mondo della sanità, almeno 5 i medici che avrebbero coperto e curato il boss Matteo Messina Denaro durante la sua latitanza. Manlio Viola. Coperture e connivenze nel mondo della sanità pubblica, un quadro che più va avanti l'inchiesta più appare preoccupante, anche alla luce della scarsa collaborazione all'indagine stessa. Lo scrive la Procura di Palermo nella richiesta di provvedimenti di avviso di garanzia e perquisizione che hanno portato ieri la polizia alla direzione sanitaria e nei reparti di oculistica dell'ospedale pubblico di Villa Sofia e del Vincenzo Cervello, anch'esso pubblico, nonché nello studio professionale del primario di oculistica dei 2 reparti. Si allarga sempre di più l'indagine sulla rete di favoreggiatori del boss Matteo Messina Denaro. Sono adesso 5 i medici coinvolti. In manette nei mesi scorsi sono finiti il medico curante Alfonso Tamburello e il radiologo di Mazara del Vallo Cosimo Leone. Indagati sono invece il gastroenterologo endoscopista di Marsala Francesco Bavetta, che il 5 novembre del 2020 diagnosticò il cancro al boss latitante, e il chirurgo di Mazara del Vallo Giacomo Urso, che lo operò. A loro adesso si aggiunge il primario di oculistica di Palermo Antonino Pioppo. Tutti i 3 indagati dicono con forza di non sapere che dietro l'identità falsa con la quale si presentava si nascondesse Matteo Messina Denaro, ma gli inquirenti non ne sono convinti. A permettere l'allargamento dell'inchiesta c'è il ritrovamento di ben 15 identità false del boss, non solo Andrea Bonafede, identità nota, ma documenti intestati ad altri nomi di persone esistenti, tutti di età compatibile con quella del latitante. Adesso gli inquirenti hanno acquisito le cartelle cliniche intestate a tutte le 15 false identità e da lì c'è da aspettarsi l'inchiesta si allargherà ulteriormente. Ancora un caso di violenza a Palermo. Un uomo è stato picchiato e rapinato nei pressi della stazione centrale dopo aver prelevato soldi dal bancomat. Emanuela Corsi. Ancora un episodio di violenza a Palermo, vittima questa volta un 54enne che è stato rapinato e picchiato davanti al bancomat nei pressi della stazione centrale. L'uomo è stato avvicinato da un malvivente mentre stava effettuando un prelievo in piazza Giulio Cesare, dove è nata una colluttazione. Il rapinatore ha avuto la meglio, colpendo con un pugno in faccia l'uomo e fuggendo via con il suo portafoglio dove c'erano i contanti e i documenti. I carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire all'autore del colpo. Intanto vanno avanti le indagini sulla rissa culminata con l'accoltellamento di un 29enne bengalese avvenuta nella notte tra venerdì e sabato in via dell'Argenteria alla Vucciria. La vittima è stata colpita con oltre 10 coltellate al torace, mento e nuca e alle mani da Joseph Edward Decker, studente universitario di 23 anni del New Jersey, arrestato con l'accusa di tentato omicidio aggravato. Ancora oggi non è chiaro se il turista statunitense si sia scagliato contro il bengalese scambiandolo per uno dei palermitani con cui in precedenza era scoppiata una rissa a causa di alcuni cocktail che gli americani non avevano pagato, lamentandosi del prezzo con gli abusivi della Vucciria. Il bengalese è ancora ricoverato nel reparto di chirurgia toracica dell'ospedale civico in terapia subintensiva. La prognosi è ancora riservata, ma non è in pericolo di vita. A Palermo corteo in regione degli operatori del call center Almaviva. Si avvicina alla fine della cassa integrazione ed a rischio il lavoro per 400 famiglie. Questo Natale temono sui piatti del cenone i licenziamenti. Giusy Lazzara. A un passo dal licenziamento, il 31 dicembre scade la cassa integrazione per 400 operatori del call center Almaviva di Palermo e Catania. Si avvicina un Natale nero per i dipendenti e le famiglie, con il fiato sospeso da 2 anni dietro una vertenza lunga e difficile. E tornano a protestare oggi con un nuovo concentramento che da Piazza Marina è arrivato fino a Piazza Indipendenza davanti alla presidenza della regione. Stiamo reclamando ovviamente il nostro posto di lavoro e quindi avere la possibilità di rimanere nel mondo del lavoro, in quanto siamo alle porte del Natale. Purtroppo sul piatto ci ritroviamo con la lettera di licenziamento. Non c'è più tempo, CGIL, CISL, UIL e UGL chiedono un incontro con il governatore Schifani. Sono lavoratori disoccupati, quindi potranno beneficiare di qualche ammortizzatore sociale anche in maniera economicamente poco pesante, non avranno nessuna fonte di reddito ma soprattutto non avranno nessuna prospettiva futura lavorativa.
Il sindacato negli ultimi 2 anni ha fatto diverse proposte per il reinserimento di questi operatori, fra queste il sovracup della regione, che però non è mai partito. Durante l'emergenza sanitaria e durante il Covid queste persone con dedizione e grande passione hanno aiutato gli italiani in un periodo veramente gravissimo e tutti si sono girati la faccia. Un'avvertenza che si profila cruciale e nelle prossime settimane si dovrà pensare a una risoluzione per garantire i posti di lavoro. A Natale l'arcivescovo di Agrigento sarà in visita a Lampedusa, isola spesso dimenticata e tristemente nota per l'approdo di migranti e le tragedie in mare. Davide Sardo. Lampedusa, spesso definita un'isola dimenticata, è tristemente nota per le tragedie in mare legate all'arrivo dei migranti. Questa realtà, caratterizzata da drammi umani e grandi gesti di solidarietà, continua a richiamare l'attenzione su temi di accoglienza e salvataggio. Quest'anno l'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, ha deciso di trascorrere il Natale proprio a Lampedusa e successivamente a Linosa. Il suo gesto simbolico è volto a incontrare e ringraziare coloro che ogni giorno si dedicano al salvataggio delle vite umane, le forze armate, la guardia costiera e gli angeli del mare, uomini e donne che con coraggio e dedizione affrontano il dramma delle migrazioni. Salvare una vita umana e salvare l'intera umanità, e loro ne salvano tante. Non entro nel merito delle leggi sulle migrazioni, è Natale, mica è Venerdì Santo, quindi non entriamo in questo argomento, ma noi sappiamo che ci sono uomini e donne delle forze armate che salvano vite e insieme a uomini e donne delle organizzazioni non governative che altrettanto salvano vite. Questo dobbiamo ricordarlo, quindi è un momento importante questo qui, un momento importante anche da condividere con la comunità lampedusana. Questa scelta non solo sottolinea l'importanza della vicinanza della Chiesa a questi luoghi simbolo di speranza e sofferenza, ma anche il riconoscimento del valore umano e morale dell'accoglienza. Una cicca di sigaretta nel vassoio degli arancini pronti per la frittura e teglie arrugginite. Sono soltanto alcune delle gravissime carenze igienico-sanitarie scoperte ieri dalla Polizia di Catania in un laboratorio di un noto storico bar di via Etnea. All'interno del laboratorio sono emerse diverse criticità igieniche, come la presenza di sporcizia anche nel locale della cucina e la mancanza di pulizia ordinaria e straordinaria. Si spacciava per avvocato promettendo assunzioni in una clinica privata di Bagheria in cambio di oltre 1.000 euro. Con l'accusa di tentata truffa è stato arrestato un autista di ambulanza. La vittima, sospettando qualcosa, si è rivolta alla polizia e all'appuntamento l'uomo è stato appunto arrestato. E sempre in tema, ancora tentativi di truffe agli anziani, ma stavolta una settantenne di Brolo nel Messinese è riuscita a non cascarci, grazie anche agli incontri nell'ambito della campagna informativa dei Carabinieri a cui aveva partecipato. Francesco Triolo. Avevano provato ad adescarla con un SMS e poi con la telefonata del finto maresciallo, ma una settantenne di Brolo nel Messinese non c'è cascata, grazie anche e soprattutto alle informazioni che aveva ricevuto in uno degli incontri organizzati dai Carabinieri a cui aveva partecipato. Così la truffa è stata sventata, una truffa partita in uno dei classici modi, il messaggio che le segnalava il sequestro del conto corrente, poi la telefonata del finto maresciallo che le ha chiesto di prelevare una somma di denaro necessaria per sbloccare il conto. I truffatori, utilizzando sofisticate applicazioni scaricabili da internet, avevano persino fatto apparire sul telefono della vittima il numero della stazione dei Carabinieri di Brolo, cercando di rendere più credibile il raggiro, ma la signora non c'è cascata. I carabinieri, gli appartenenti alle altre forze di polizia non chiedono mai soldi, questo è un dato che deve essere sempre ricordato, quindi se ricevete delle telefonate da parte di sedicenti marescialli dei carabinieri che vi chiedono dei soldi, che chiedono appunto trasferimenti da conti bancari ad altri, ecco, non fate mai nulla.
Oggi l'ANAS ha aperto al traffico la canna a destra della Galleria Caltanissetta in direzione A19, completando il progetto di adeguamento della strada degli scrittori. L'apertura fa seguito alla messa in esercizio della canna sinistra, con la quale si evitava l'attraversamento di Caltanissetta. L'apertura della Galleria Caltanissetta darà definitiva continuità alla direttrice autostrada A19 Caltanissetta-Agrigento. Più sicurezza con la collaborazione di tutti, il bilancio di fine anno del questore di Catania Giuseppe Bellassai. Sentiamolo. Noi abbiamo consapevolezza assoluta dell'importanza del nostro ruolo e della assoluta responsabilità della nostra organizzazione, della Polizia di Stato, nel fare sicurezza. Questo è il nostro compito. Ma sappiamo che in una società come quella attuale fare sicurezza significa collaborare tutti indistintamente all'obiettivo. E questo quindi fare sicurezza quindi richiede una partecipazione convinta da parte di ogni cittadino. Sappiamo che il cittadino per collaborare in questo senso però deve avere assoluta fiducia in noi, e il lavoro che abbiamo fatto quest'anno è volto in particolar modo a riuscire a catturare la fiducia di tutta la cittadinanza. E sempre a Catania nasce il portale del cittadino, presentato un servizio informatizzato per venire incontro ai contribuenti Tari e IMU. Tonino De Mano. Avvisi di pagamento, informazioni personali sulle posizioni tributarie, scadenze Tari ed IMU. Tutto a portata di mano e soprattutto in un clic. A Catania, sede dello sportello per il contribuente del concessionario Municipia SPA, e alla presenza del sindaco Trantino e degli assessori Marletta e Parisi, è stato presentato il portale del cittadino, uno spazio digitale polifunzionale al servizio dei contribuenti. Una grande opportunità per i cittadini di poter interagire con l'amministrazione comodamente da casa. Oggi si potrà, attraverso Catania Semplice, entrare, cliccare sul link portale del cittadino e verificare la propria posizione nei confronti dell'amministrazione in ordine ai tributi della Tari e dell'IMU. Abbiamo visto sempre tanti cittadini che affollano Palazzo dei Chierici, così con un click sarà più semplice. Esatto, l'intenzione dell'amministrazione è proprio questa, quella di agevolare il cittadino, soprattutto le persone che hanno difficoltà a raggiungere Piazza Duomo o a raggiungere, ripeto, Piazza della Repubblica, ma lo si potrà fare comodamente da casa. In questo modo la Tari sarà più semplice da pagare e quindi ci sarà meno evasione? Noi ci auguriamo che l'evasione non ci sia e ci auguriamo che questo strumento potrà aiutare coloro che magari vogliono pagare e hanno avuto difficoltà e quindi riusciranno a pagare anche tempestivamente. Tramite il portale argo.comune.catania.it si possono effettuare pagamenti online, presentare istanze di rateizzazione e di accesso agli atti. Ancora grande attesa per conoscere gli ospiti del concertone di Capodanno a Catania con la diretta Mediaset. La conferenza stampa annunciata per oggi a Milano è stata improvvisamente annullata per motivi organizzativi, a riprova che ancora non tutte le caselle sono state riempite. Occorrerà dunque attendere ancora qualche giorno per conoscere i dettagli dell'evento. Indiscrezioni intanto parlano della presenza di Umberto Tozzi, Jolier, Annalisa, Emma Marrone, Gigi D'Alessio e i ricchi e poveri. E adesso andiamo in pubblicità, tra poco il calcio. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, da un lato il bilancio economico, dall'altro quello sul campo, dati che si intrecciano non senza polemiche in vista dell'ultima partita del Catania nel 2024. Al Massimino domenica arriva il Sorrento. Marco Carli. Da un bilancio all'altro, da quello economico a quello del campo. Il bilancio consuntivo della stagione 23-24 chiarisce ulteriormente la situazione in casa Catania. 17 milioni nella voce uscite, 6,3 in quella delle entrate, perdita di 10,7 milioni. Dati e numeri che inducono a riflessioni. Si parla spesso di quanto abbia speso Pelligre ed è evidente che le mani al portafoglio sono state messe. Il punto è come sono stati spesi i soldi e il passivo testimonia gli errori. L'altra riflessione sono i più di 6 milioni di entrate
entrate, dato abnorme per la Serie C che potrebbe rappresentare un cuscinetto importantissimo che sarebbe determinante per la vita di molte società della terza serie. La ricerca della sostenibilità poi, un punto nodale di tutti i club che è normale venga perseguito, ma che dipende anche se non soprattutto da impianti e strutture. Pelligra ha annunciato la sua presenza per la partita con il Sorrento, chissà se l'occasione sarà sfruttata anche per tornare su investimenti e programmazione, prospettive anche per la prima squadra, perché è ovvio che la salute economica della società ha un peso sulle scelte della dirigenza, soprattutto considerando i 5 esuberi, ma a gennaio qualcosa andrà fatto in un modo o nell'altro. Alla squadra il compito di regalare un Natale meno amaro, con Castellini e Inglese che vogliono tornare a dare il loro contributo dall'inizio, con Farroni pronto all'esordio, con un Sorrento che viene da 2 sconfitte consecutive, ma che finora ha fatto un buon campionato, con i tifosi che guardano i bilanci sperando che prima o poi si incrocino anche con i sogni di un futuro migliore. Il Trapani vince ad Arezzo e vola in semifinale di Coppa Italia. Decide un gol di Lescano, Franco Cammarasana. Secondo Lescano è sempre lui a decidere le partite del Trapani e stavolta un suo gol a 2 minuti dal termine fa volare la squadra granata in semifinale di Coppa Italia, dove affronterà una tra Rimini, Giana Erminio e Caldiero Terme. L'avversaria verrà fuori da un sorteggio che si terrà venerdì presso la sede della Lega Pro. Ieri sera in Toscana, in gara unica, la sfida nei quarti con l'Arezzo tra le migliori del girone B. Primo tempo con poche emozioni, dopo una conclusione al 27esimo di Lescano, bloccata dal portiere Borra, e l'Arezzo al 29esimo a sferrare il vantaggio con un tiro di Tavernelli che colpisce il palo. Nella ripresa occasioni per entrambe le squadre, al 59esimo Ciotti impegna con un gran tiro Borra, l'Arezzo risponde 2 minuti dopo con Pattarello, ma Uicai è bravo a respingere. Al 70esimo Trapani vicino al gol sugli sviluppi di una punizione, ma Borra salva sulla linea su Malomo. All'88esimo però, su un angolo di Benedetti, mischia in aria e Lescano ci mette la zampata vincente. E per questa edizione di TG Sicilia è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.